Buongiorno e benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. Vediamo subito i titoli. Sotto la forza dell'erosione e del maltempo si apre un'enorme voragine a lungomare di Catania. La zona già pericolante era transennata da tempo. Dopo la cerimonia di inaugurazione di Agrigento, capitale della cultura, adesso la città dei templi deve dimostrare di essere all'altezza del ruolo con un programma che superi le polemiche. Gli anziani non ci cascano più, sempre più spesso le vittime delle truffe smascherano per tempo i malviventi. 8 tentativi sventati negli ultimi giorni. I saldi non decollano a lanciare l'allarme le associazioni di categoria, ma la conferma arriva anche dai consumatori. A 106 anni dall'appello di Don Luigi Sturzo e Liberi e Forte, a Caltagirone sbarca mezza Forza Italia che punta all'eredità della Democrazia Cristiana. Successo per la Norma di Bellini, che ieri ha aperto la stagione del Teatro Massimo di Catania. Sul podio il giovane direttore Leonardo Sini. Calcio, il Catania oggi a Picerno cerca i primi punti del 2025. Toscano serve una grande partita da squadra. Il Trapani batte il Taranto. Calcio, in Serie B il Palermo tenta la seconda vittoria consecutiva. Oggi al Barbera arriva la Juve Stabia. Mentre si contano i danni del maltempo a Catania, l'erosione inghiotte una parte del lungomare già interdetta ai pedoni per rischio crolli. Tonino De Mano. Mentre si contano i danni e si rattoppano le buche stradali, un'enorme voragine si è aperta sul lungomare di Catania, dove sotto l'effetto dell'erosione è collassato il solaio che copriva una parte di scogliera. Il crollo strutturale non distante da piazza Tricolore è avvenuto in area demaniale, in una zona già interdetta ai pedoni, segnalata da vecchi cartelli corrosi dalla salsedine. Cemento armato e bitume sono finiti nel vuoto. Nel fossato sono state inghiottite anche diverse transenne che delimitavano l'area. Il crollo ha riportato alla luce un altro arco in pietra lavica e, come avviene in questi casi, in tanti si sono precipitati sul lungomare per immortalare l'evento. Gran lavoro per i tecnici comunali e per la polizia municipale, che a fatica ha cercato di allontanare gli immancabili curiosi. Ma lei è un temerario, ci sono dei divieti tra l'altro? Ma i divieti lo dovrebbe esserci pure qualcuno che controlli realmente, perché anche se io ho scavalcato ed è giusto che non lo dovessi fare, ma c'è gente pure che pesca. Il divieto di transito è molto nascosto, in effetti, come non si vede il divieto. Cioè, lei lo sa che sta correndo un pericolo adesso? il pericolo non è però così immediato come attraversare la strada, per esempio. E se per caso dovesse cedere un'altra porzione di terreno? Vabbè, fatalità, che vorrei che ci sia. Può succedere anche dove è lei adesso. E il maltempo di venerdì 17 con la tempesta mediterranea Gabri entra di diritto nell'elenco dei fenomeni meteo più importanti degli ultimi anni per la Sicilia. Basti pensare che per trovare un giorno più piovoso di venerdì scorso bisogna tornare indietro al 25 marzo 2020. A rivelarlo è stato il SIAS, Servizio Informativo Agrometeorologico Siciliano. Conclusa la cerimonia di inaugurazione di Agrigento, capitale della cultura, adesso la città dei templi deve dimostrare di essere all'altezza di questo ruolo. Emanuela Corsi. Uno degli intenti di Agrigento in questo 2025 è quello di non essere soltanto lo spettacolare palcoscenico della capitale della cultura, ma di costituire sollecitazione. Spenti i riflettori della cerimonia di apertura alla presenza del capo dello Stato Sergio Mattarella, da oggi Agrigento deve dimostrare di essere all'altezza del titolo di capitale della cultura. Una lunga attesa tra luce e ombre, accompagnata da polemiche e difese d'ufficio. L'ultima del presidente Schifani, che ieri, sotto la volta riparata del Teatro Pirandello, ha ribadito che questa occasione offrirà ad Agrigento e all'intera Sicilia l'opportunità di rinsaldare e far conoscere le proprie radici, mostrandole agli italiani e agli stranieri. Dobbiamo essere anche noi bravi a continuare a lavorare alacremente, come si è fatto anche in questo periodo, anche in questi ultimi giorni, per poter dimostrare le capacità di noi agrigentini e di noi siciliani. Un programma ricco di eventi che trae ispirazione dalla teoria delle 4 radici di Empedocle: acqua, aria, terra e fuoco. Agrigento ha vinto con una proposta credibile che si snoderà per tutto l'anno lungo un calendario punteggiato da eventi di caratura internazionale. Appuntamenti ambiziosi, ispirati
Un cartellone che si arricchirà durante il corso dell'anno. Daremo delle grandi risposte. Abbiamo già prodotto a Roma un primo programma che sarà ulteriormente arricchito e innervato con quanti vogliano inserirvi progettualità di alto livello culturale e peraltro con una durata poliennale. Eventi che dovranno fare dimenticare i ritardi, le carenze organizzative, i lavori dell'ultimo minuto per sistemare le strade della città, la carenza d'acqua e qualche strafalcione grammaticale che non si addice ad una capitale della cultura. Tentativi di truffa agli anziani sempre in aumento, ma sono sempre più le vittime che non cadono nel tranello. Francesco Triolo. Un fenomeno che non si attenua, quello delle truffe agli anziani, anche se negli ultimi tempi in provincia di Messina in buona parte dei casi le azioni dei truffatori non sono state portate a termine grazie al fatto che le persone contattate avevano compreso di avere a che fare con malintenzionati che si fingevano o un avvocato o un appartenente alle forze di polizia. Dall'inizio dell'anno, dai dati forniti dai carabinieri del comando provinciale, è stato consistente il numero di segnalazioni al 112 da parte di anziani che hanno riferito di tentate truffe. Nella zona tra Taormina e Giardini Naxos in soli 2 giorni ci sono stati ben 8 casi di tentativi in cui uomini con le scuse più disparate hanno cercato di ingannare anziane ed anziani dicendo ad esempio che il figlio era stato trattenuto in caserma o che la figlia aveva causato un incidente stradale, passando addirittura il telefono ad una donna che piangendo si spacciava per la parente che chiedeva di consegnare tutto l'oro perché altrimenti avrebbe rischiato 1 anno di carcere. 4 le persone arrestate, 2 individui di origine campana sono finiti in manette il 21 dicembre scorso dopo che avevano truffato un'anziana di Santa Teresa di Riva. Un uomo e una donna, entrambi della provincia di Catania, invece sono stati arrestati il 10 gennaio in esecuzione di misura cautelare dopo un'indagine condotta dai militari di Mistretta, da cui sono emersi gravi indizi per una truffa subita da un'anziana nel maggio del 2024. Rubava il cibo dalla mensa dell'ospedale per dare da mangiare ai suoi gatti, almeno così si è giustificato il dipendente di una ditta che si occupa dei servizi di ristorazione in un ospedale di Catania. L'uomo caricava il suo furgone con la merce ad inizio e a fine turno, soprattutto la domenica. Il danno stimato si aggira attorno ai 3.000 euro al mese. I saldi stentano a decollare, anche in Sicilia a lanciare l'allarme sono le associazioni di categoria, ma la conferma arriva anche dai consumatori. Sentiamo Francesco Aloi. E domenica mattina siamo nel pieno periodo dei saldi. Dovevano essere un'occasione di rilancio per il commercio, ma almeno fino ad ora così non è stato. Stanno andando un pochettino a rilento, visto anche il brutto tempo che non ci sta aiutando e soprattutto anche vediamo che c'è poca affluenza da parte delle persone, anche poca predisposizione all'acquisto. Ecco. Le associazioni di categoria hanno già una prima stima. Rispetto allo scorso anno in Sicilia meno 20% di acquisti, un dato che fa riflettere. Le vendite sono a rilento e non riusciamo giustamente, cioè il prodotto c'è, sono pure gli sconti e sono dei bei sconti, ma evidentemente la gente non può per ovvi motivi. I negozi di vicinato sono sempre più in sofferenza. Basta fare un giro nelle vie dello shopping. Attività chiuse per sempre e poca gente in giro. Si preferiscono i centri commerciali o ancora di più gli acquisti online. E l'attesa per i saldi non c'è più. Secondo me no, perché ormai tra Black Friday e via discorrendo le persone comprano dove capita online. Sicuramente non convengono più. Ma più che la convenienza è il fatto che non ci sono soldi che ormai circolano. Qualcuno che ha voglia di acquistare nel negozio sotto casa comunque c'è. La tentazione di acquistare un capo che ci piace senza aspettare gli sconti è sempre presente, però trovo inconcepibile, assurdo e irrazionale che non si debba approfittare dei saldi. Ancora qualche settimana per approfittare degli sconti e soprattutto per dare un po' di ossigeno ai commercianti della città. A 106 anni dall'appello di Don Luigi Sturzo ai Liberi e Forti, a Caltagirone sbarca mezza Forza Italia che punta all'eredità della Democrazia Cristiana. Maglio Viola. Tutti nel nome di Don Luigi Sturzo. La corsa ai voti del centro dello schieramento politico, praticamente quelli della Democrazia Cristiana che resta la maggioranza relativa del paese anche negli anni 2000, passa anche attraverso la celebrazione dei 106 anni dell'appello ai Liberi e Forti che cambiò il paese. Così a Caltagirone, luogo natale di Don Luigi Sturzo, sbarcano accanto a Marco Falcone, Maurizio Gasparri e il segretario nazionale di Forza Italia nonché ministro degli esteri Antonio Tajani. Don Sturzo è
uomo che è di grande attualità, il suo pensiero era attuale allora ed è attuale oggi, quindi credo che debba continuare a essere parte fondamentale del nostro album di famiglia. Una posizione, quella di Forza Italia come centro politico del paese, condivisa anche proprio da Gasparri. In Italia non c'è il Partito Popolare di Don Sturzo, c'è però Forza Italia che è nel Partito Popolare Europeo, che oggi esprime il Presidente del Parlamento Europeo. Se Sturzo sta nell'album di famiglia di Forza Italia e gli azzurri si considerano la casa degli elettori della Democrazia Cristiana, non c'è spazio per altri tentativi analoghi come quelli che vengono dal lato opposto della barricata, messo in campo con il raduno dei cattolici del PD promosso da Graziano Del Rio, ma bollato da Tajani come una corrente dentro un partito che non ha valori cattolici, dove la parola centro è scomparsa mentre la sinistra non esiste più. E da Caltagirone la Fondazione Sturzo tenta adesso anche di portare proprio le idee di Sturzo fra i banchi di scuola. La cosa importante è far sì che il messaggio di Sturzo venga conosciuto soprattutto dai giovani, e quindi adesso la Fondazione vuole impegnarsi perché nelle scuole il pensiero di Sturzo, la sua attività venga conosciuta dai giovani. Tajani poi non si sottrae neanche alle domande sul preannunciato sciopero dei magistrati e proprio sulla pace da perseguire in Europa e nel mondo, annunciando che domani sarà nei territori fra Israele e Palestina. A Ragusa incontri, dibattiti e lezioni sui temi di attualità per avvicinare i cittadini ai concetti di comunità e tutela democratica. Il primo incontro dell'anno dedicato all'autonomia differenziata. Veronica Barbarino. La riforma varata dal governo Meloni per l'autonomia delle regioni è uno degli argomenti più divisivi del dibattito politico italiano. Gli effetti di questa legge, già in parte dichiarata incostituzionale, sul Sud Italia e sull'intero sistema statale sono stati al centro di un incontro organizzato dalla Scuola dei Beni Comuni di Ragusa Ibla. L'idea stessa di trasferire 22 e più materie attualmente di competenza dello Stato o tutt'al più concorrenti interamente alle regioni accentua ancora di più i divari territoriali di questo Paese. Abbiamo una grande speranza a questo punto, da cittadino lo dico, e cioè il fatto che la Corte Costituzionale dia via libera al referendum e a quel punto, se il governo non fa retromarcia, toccherà a noi cittadini mobilitarci e fermare questa insana misura che divide l'Italia invece di unirla. Questo caldo tema apre il nuovo anno della scuola, che vede tra i fondatori il magistrato di Cassazione Bruno Giordano, per promuovere comunità, senso civico e tutela democratica. Al secondo anno di attività vuole promuovere le intelligenze, la cultura e soprattutto il sapere, che è il fondamento della democrazia, senza la quale noi non possiamo avere l'esercizio di nessun diritto civile e di nessun diritto sociale. L'obiettivo quindi è rendere il cittadino artefice di ogni momento della democrazia attraverso scelte condivise e senso civico. Ci fermiamo, c'è una pausa, torniamo dopo con la pagina degli spettacoli, un po' per tutti i gusti, da Gris alla Norma di Bellini. Siamo agli spettacoli, grande successo al Palacongressi di Agrigento per l'intramontabile musical Grease. Sentiamo Davide Sardo. Sold out per Grease, uno dei musical più amati di sempre, portati in scena sul palco del Palacongressi di Agrigento dalla Compagnia dell'Arancia. Oltre 1 migliaio di spettatori hanno goduto di uno spettacolo straordinario con musiche indimenticabili. Con decine di migliaia di spettatori nel solo tour 2024, Grease si conferma il musical più amato anche dalle nuove generazioni. Tutte le generazioni possono riconoscersi in questo spettacolo perché parla di amicizia, di amori, di primi innamoramenti, di prime estati che esci, ti diverti con gli amici, quindi questo secondo me è il vero segreto di Grease. Lo spettacolo è una festa travolgente che accende le platee italiane e ha dato il via alla musical mania, trasformandosi in un vero e proprio fenomeno di costume pop. Il musical ha debuttato a Broadway nel 1971, nel 78 segue il film Campione di incassi che consacra John Travolta e Olivia Newton-John nei ruoli dei protagonisti. Come si sta nei panni di John Travolta? Si sta molto bene, è un bellissimo personaggio, mi diverto davvero ogni sera, è sempre diverso, riesco a trovare sempre delle sfumature nuove e diverse, ma è sempre molto divertente, insieme a tutti gli altri membri del cast è meraviglioso.
Il 2025 inizia il migliore dei modi per la rassegna Riflessi Culturali promossa al Parco Archeologico con la direzione artistica di Gaetano Aronica. Altro genere decisamente successo per La Norma ieri sera a Catania, che ha aperto la stagione del teatro Massimo Bellini. Orazio Longo. L'applauso è scrosciante al termine di Casta Diva e c'è chi chiede pure il bis nel mezzo dell'opera. Irina Lungu, soprano russo al debutto nelle vesti di Norma, supera la prova in quella che lei stessa, alla vigilia della prima, aveva definito una parte di difficoltà vocale estrema. Bellini utilizza l'orchestra quasi come un pianoforte. Leonardo Sini, giovane direttore sardo, classe 1990, per la prima volta a Catania non tradisce le aspettative. L'allestimento dell'argentino Ugo Deana in un'ambientazione napoleonica che in qualche modo è essa stessa una invocazione alla pace nella storia complessa della sacerdotessa dei druidi. Norma, appunto, che ama Pollione, interpretato da Antonio Poli, e che racconta la sua verità di donna e madre, di amante e di rivoluzionaria, padrona del suo destino tra furia, disperazione e rassegnazione. La prima assoluta a Milano nel 1831, a Catania apertura della stagione 2024-2025 del Teatro Bellini, a 190 anni dalla morte del cigno catanese. Ci fermiamo, c'è una pausa e poi torniamo con la pagina sportiva, perché il Catania oggi è a Picerno in cerca dei primi punti del 2025. A tra poco. E siamo al calcio, il Catania oggi a Picerno in cerca dei primi punti dell'anno. Telecolo seguirà a partire dalle 17 con diretta stadio la gara da Picerno per noi. Marco Carli. Buon pomeriggio dallo stadio Donato Curcio, quella che vedete inquadrata è la tribuna dove siederanno i tifosi del Catania che assisteranno alla partita fra il Picerno e la squadra rossa-azzurra che andrà in scena alle 17:30, dalle 17 la diretta con diretta stadio su Telecolor. Una partita molto importante per la squadra di Toscano che non ha raccolto punti fino ad ora in questo 2025. Le condizioni meteo, prima di tutto, la neve è lontana sulle montagne, la neve che aveva imperversato nella fase finale della settimana scorsa e all'inizio di quest'ultima. Condizioni meteo al momento perfette per disputare l'incontro. Un incontro, dicevamo, molto importante per il Catania che è andato in ritiro, 4 giorni di ritiro in Calabria, con Toscano che ha accolto Dini ma farà giocare Farroni in porta in questa partita, con una squadra che si preannuncia molto simile a quella delle ultime due, con qualche alternativa in più, soprattutto a centrocampo con Di Tacchio e Sturaro. Andiamo a sentire cosa ha detto Toscano proprio degli avversari della squadra del Picerno. Picerno è una squadra che ha un'identità ben precisa, piace giocare anche tanto col portiere, una costruzione dal basso molto accentuata, ci vuole molta attenzione, molta collaborazione, molta determinazione, una grande partita da squadra. Vittoria ieri sera per 3-0 del Trapani sul Taranto, ultimo in classifica. Sentiamo Camarasano. Una vittoria per 3-0 quasi annunciata ieri sera, quella del Trapani sul Taranto, squadra ultima in classifica, figlia di una società in piena crisi, Cesar Provinciale imbottita di giovani. Gara iniziata con i botti, quelli però dei petardi lanciati in campo dai tifosi del Taranto, che dopo appena 3 minuti dall'inizio ha costretto l'arbitro a sospendere per circa 4 minuti la partita. Poi si è presa la scena Facundo Lescano all'asciutto da 3 partite, che di gol ne ha messi a segno 2, portando a 17 il suo bottino personale in campionato. Il primo al 12° sugli sviluppi di un angolo di Benedetti, deviato di testa in rete dal centravanti argentino. 2 interventi del giovane portiere Caputo, al 28° sul Lescano e al 40° su un tiro di Benedetti, hanno impedito al Trapani di chiudere la partita nel primo tempo. Al quarto della ripresa però Anatriello, appena prelevato dal Messina, ha servito al Lescano il cross del 2-0. Il Taranto si è fatto vivo nei pressi di Uicai soltanto al 9°, ma Mastro Monaco ha mancato clamorosamente la rete del 2-1.
Appuntamento che non falliva al 32esimo Ciotti, bravo a siglare il 3-0 su un cross del neoacquisto Ciotti. Mercoledì sera per il Trapani impegno molto più difficile, la gara di andata della semifinale di Coppa Italia col Rimini. E il Palermo in campo alle 15, rosanero alla ricerca della seconda vittoria consecutiva. Dionisi confermerà in parte la stessa formazione che ha battuto il Modena. Alla ricerca del bis, il Palermo oggi pomeriggio al Barbera contro la Juve Stabia proverà a sfatare il tabù della continuità. In questo campionato infatti i rosanero non hanno mai centrato 2 vittorie consecutive e allora dopo il successo di domenica scorsa con il Modena contro i campani l'occasione è più che ghiotta, anche se la Juve Stabia è formazione solida e compatta. Non sarà facile, ma il Palermo, come ha sottolineato anche il tecnico Dionisi, appare molto più determinato e volitivo. Avrà davvero cambiato marcia? La squadra mi è piaciuta, mi sta piacendo, mi deve piacere domani, ci deve piacere domani perché vogliamo tutti la stessa cosa, vogliamo migliorare la classifica, vogliamo dar continuità, vogliamo vincere in casa, rispettando chi affrontiamo, perché come ho già detto altre volte l'avversario va rispettato, la classifica va guardata e l'avversario ad oggi ha 3 punti in più di noi. Blen è recuperato, è tra i convocati, così come Di Francesco. Dilemma in porta, De Planche è ormai arruolabile, scalpita per tornare titolare, ma Sirigu domenica scorsa ha fatto comunque bene. In avanti conferma per la coppia Brunori-Leduaron, a centrocampo dubbio sulla fascia destra e ballottaggio tra Pierozzi e Diachité. Segre, Gomez e Ranocchia dovrebbero essere riproposti nei loro ruoli, così come Lund. Nella Juve Stabia pericolo Adorante, attaccante che fa gol a molti club, tra cui il Palermo. Si inizia alle 15. È tutto per questa edizione, grazie per averci seguito, vi auguro una buona domenica.